Porto Azzurro, Isola d'Elba, siamo nel terzo fine settimana di ottobre, è il fine settimana ormai tradizionalmente dedicato alla Conquistadores Cup, gara di mountain bike ormai eletta dagli appassionati di mountain bike italiani e toscani in particolare come classica di fine stagione. Mi chiederete perché, lo ripetiamo ogni anno, perché Conquistadores Cup? Perché da queste parti gli spagnoli, la cui dominazione è stata molto presente qui nel XVI secolo, hanno lasciato ancora segni tangibili della loro presenza, lo vedrete sul percorso. Un percorso quest'anno nobilitato dalla novità del passaggio dalla ex zona mineraria di Porto Azzurro, e cioè dal laghetto di Terranera. Una entità veramente molto particolare, ricercatissima dai turisti, un laghetto verde sulfureo che è diviso dal mare soltanto da una lingua di terra brillante praticamente, perché è ricca di minerali di ferro. A brillare probabilmente oggi saranno i protagonisti di questa gara, quasi 40 atleti elite provenienti da tutta Italia e dall'estero, poco più di 200 i partenti, gara condizionata dall'emergenza Covid ma gestita alla perfezione dal comune di Porto Azzurro e dalla Longone Bike, che hanno messo in campo tutte le loro energie per garantire sicurezza e soprattutto ospitalità agli atleti arrivati qui da tutta Italia. Sarà una gara importante, forse condizionata un po' dal tempo che ha bagnato, reso viscido il percorso, ma sta per spuntare il sole anche qui prima della partenza della gara. Del resto l'Isola d'Elba non può farne a meno. Pochi ormai minuti alla partenza, veramente si contano quasi i secondi. Quando tutti saranno partiti finisce una gara per Marco Galletti, ne comincia un'altra, ovviamente quella dell'ospitalità, ma la parte organizzativa, il sospiro di sollievo che si tira quando tutti saranno sul percorso, è la soddisfazione che tutti attendono in questo momento. Cosa ha significato quest'anno organizzare una gara in questo contesto così difficile sotto tanti punti di vista? Hai detto bene, buongiorno a tutti. Il momento della partenza è un momento molto particolare per noi, perché smettiamo di correre noi organizzatori e iniziano a correre gli atleti. La nostra corsa è proprio dovuta al fatto di mettere in sicurezza, soprattutto quest'anno, in queste condizioni particolari che vedono coinvolto non solo il territorio nazionale ma tutto il mondo, e ci sono state diverse difficoltà per organizzare questa manifestazione, però è un segnale che testimonia il fatto che vogliamo tornare un po' alla normalità. Ci sono delle difficoltà ovviamente da seguire, ma vogliamo dimostrare che tutto è possibile seguendo le disposizioni che ci vengono partite dal decreto ministeriale. Le soddisfazioni arriveranno sicuramente, ci sono 36 atleti elite, i partenti sfiorano i 200, erano più di 200 gli iscritti, quindi la continuità è stata assicurata, oltretutto con un percorso che tutti hanno apprezzato molto. Sì, quest'anno siamo davvero contenti, come dicevo prima, soprattutto per essere qui in questo momento. Abbiamo ridotto un po' il numero di amatori, ma questo era prevedibile vista la situazione di cui si parlava prima, ma siamo molto onorati del fatto che ci sono 35 elite a livello nazionale e internazionale, quindi questo ci onora e ci dà lo stimolo per continuare, perché vuol dire che si sta andando sulla strada giusta. Il momento di fare un annuncio, il 2021, quale sarà la data? 2021 è un anno nuovo, speriamo prima di tutto di metterci dietro alle spalle il Covid e cambiamo un attimo data, veniamo il 6 giugno, quindi un inizio stagione molto promettente, sperando nel tempo che oggi ci sta assistendo in maniera giusta, e ci saranno anche delle novità sia di tracciato che a livello organizzativo. Quindi la macchina organizzativa della Longone Bike non si ferma certo? No, non si ferma, anzi siamo sempre in continua evoluzione proprio per dare stimolo anche agli atleti di venire sempre a correre qui a Porto Azzurro, all'Isola d'Elba. È un territorio bellissimo che anche in bassa stagione offre dei panorami, dei scenari unici, è molto importante per il territorio questo tipo di movimento che si crea sempre intorno allo sport. Gara bagnata, gara fortunata? Staremo a vedere.
Via, conduci! Andiamo! Cambio? Cambio? Vai, 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 vai! Ciao ragazzi! Occhiali, Mentre guardiamo le bellissime immagini della Conquistadores Cup, vi facciamo vedere anche alcune interviste che abbiamo girato ieri sui pezzi più spettacolari del nostro percorso. Siamo a Terranera, divisi da una striscia di ghiaia luccicante nella zona ex mineraria di Porto Azzurro, fra il laghetto sulfureo verde alle nostre spalle e il mare di Porto Azzurro. Davanti a noi, maskeratissima, nessuno la riconoscerebbe, a meno che non fosse un grande appassionato di mountain bike, c'è Annabella Stropparo. Annabella che quest'anno ci fa l'onore di essere qui con noi, ma che era qui, pensate, già nel lontano 94. Togliamoci un po' gli occhiali, almeno gli occhiali, Annabella. Che momento era della tua carriera? Eri una ragazzina nel 94? sì, ero proprio agli inizi, forse un paio d'anni che correvo in bicicletta e il mio direttore sportivo ha voluto portarmi a fare questa esperienza che è rimasta comunque nel segno e mi ha portato a continuare a fare questo magnifico sport. È vero, ricordiamo tanto per cominciare al 96 nella prima Olimpiade della mountain bike, un quinto posto tuo che fece sognare oltre a tutto quello che è successo con altri atleti azzurri. Da allora ne è passata tanta acqua sotto i ponti. Che valore ha fare una gara come questa per te quest'anno, dopo tanto tempo? Ma diciamo che innanzitutto è sempre bello ritornare qua all'Isola d'Elba perché è un posto meraviglioso, perfetto per la mountain bike, con dei panorami che ti tolgono veramente il fiato e talvolta anche la vista ti fa proprio fermarti a fotografare quelle immagini che poi porti dentro nel cuore. E ritornare qui, diciamo che
è quasi stata voluta da mio marito questa cosa, perché io avevo già deciso di smettere ancora la domenica scorsa, però dopo la delusione dell'italiano mi ha voluto regalare una settimana all'Elba ancora, e quindi abbiamo preso l'occasione per venire a testare questa gara, che è molto bella, il percorso è molto bello. Ecco, questa era la domanda che volevo farti, un tuo giudizio sul percorso che è completamente diverso dagli altri scenari dell'Isola d'Elba. Sì, non è difficilissimo, però è molto impegnativo, perché è un continuo sale e scendi, comunque su 20 km a giro, su 2 giri, non sarà tanto da prendere sotto gamba. Le discese sono belle, pulite, non sono mai rischiose come piacciono a me. E quindi a mio giudizio è un percorso molto bello e vario, che spero venga valorizzato nel tempo anche dagli altri atleti. Quest'anno è stato un anno un po' sfortunato e quindi tante persone mancheranno, ma spero veramente col cuore che possano venire qui all'Elba alla Conquistadores Cup, perché merita. Annabella Stropparo 2020-2021, c'è ancora tanta voglia di correre? Ma dentro di me io ho voglia di mettermi sempre in gioco, no? La delusione è subito all'inizio, sinceramente soffro un tanto quello che gli occhi puntati su di me, perché alla fine io ho già dato e adesso vorrei fare le mie gare tranquille senza avere gli occhi puntati, c'è la Stropparo, ho battuto la Stropparo. Batti la Stropparo, ma la Stropparo aveva 50 anni, quindi è normale, no? Io voglio continuare a divertirmi, se mi diverto correndo lo farò ancora, se vedo che non mi diverto continuerò ad andare in bicicletta. Io ho una mia attività che è su Como, che noleggio biciclette, guida turistica, quindi ho un mio lavoro che comunque devo mandare avanti. Se ritaglio degli spazi per poter fare qualche gara la farò, pur divertendomi. Ti diamo un'anticipazione, l'anno prossimo la gara è il 6 giugno, ho l'impressione che sarai con noi. E il 6 giugno, allora puntiamo già sul calendario la data e spero vivamente di potersi esserci, ma con la mia famiglia, per poter passare dei bei giorni qui all'Isola d'Elba. Grazie intanto di essere con noi quest'anno, grazie, in bocca al lupo. Grazie mille a voi. Con alle spalle il laghetto verde di Terranera, all'Isola d'Elba, Conquistadores Cup, non dimentichiamoci, c'è Massimo De Bertolis, uno degli italiani che hanno la fortuna e il privilegio di portare ai bordi della maglietta l'Iride, in quanto vincitori di campionato del mondo. Sta bene sullo sfondo verde, Massimo. Non è certo la prima volta che vieni all'Elba, tu nel 94 non c'eri ancora, ma subito dopo la mitica Italian Cup ti ha visto fra i protagonisti. Che ricordi hai? Ma sicuramente di ricordi particolari, è stata una delle mie prime, diciamo, trasferte di livello, non solo per quanto riguarda il livello della gara a cui avevo partecipato, ma anche proprio per la distanza. Quindi nel 94 avevo 19 anni, erano delle esperienze di vita molto importanti, insomma. Porto Azzurro, il suo percorso, quest'area tutta particolare, praticamente un'altra Elba, però non alternativa, anche questa molto difficile da affrontare in mountain bike e molto gratificante dal punto di vista del percorso. Ma certo, questo percorso, specialmente questo della Conquistadores, poi in questa settimana abbiamo avuto modo di visionare anche qualche altro tracciato, poi adesso abbiamo la fortuna di usare queste applicazioni Strava dove la privacy non esiste più, quindi chi è andato prima, la fortuna di chi va dopo è che trova tutto, quindi abbiamo fatto qualche sentiero, è bellissimo, il percorso è un percorso non estremamente tecnico, però estremamente divertente, e mi aggiungo che nei 2 giri sarà anche un percorso bello selettivo. Ecco, sul percorso agonistico la domanda te la faccio dopo, intanto ne faccio una personale a te, che sei passato dall'altra parte della barricata, dirigi un gruppo di ragazzi che ti stanno dando delle belle soddisfazioni, come sta andando? Ma sì, io ormai da 5 anni, 6 anni, diciamo la mia occupazione principale è quella di team manager, poi mi diletto ancora a fare un po' il corridore perché mi diverte tantissimo, e quest'anno purtroppo non è andata benissimo, al di là del fatto del coronavirus abbiamo portato a casa qualche buon risultato, però il campionato italiano è andato male, però insomma ci sta, adesso è ora di fare ancora questa gara col massimo impegno e poi abbiamo già la testa all'anno prossimo, sperando che questa situazione si perlomeno stabilizzi, ecco.
Abbiamo messo due dei ragazzi della Scott di Mario Norris in panchina. Siamo a Porto Azzurro alla vigilia della Conquistadores Cup, ma questa è una panchina speciale perché è proprio sull'anfiteatro naturale delle vigne dell'azienda agricola Arrighi che ci troviamo. Un posto magico, uno dei posti più importanti del panorama di Porto Azzurro, non soltanto dal punto di vista come dire, della consistenza dell'attività, ma proprio dal punto di vista paesaggistico, perché questo è un vero e proprio anfiteatro che dà sul paese con uno splendido arcobaleno dentro. Al di là del colore siamo alla vigilia di una gara importantissima e con Yuri Ragnoli, la punta di diamante della Scott, facciamo il punto di questa stagione che non è ancora finita perché ci sono ancora i mondiali in ballo. Intanto parliamo di domani. Ma sì, è una stagione stranissima, cominciata a metà agosto, abbiamo cominciato in Svizzera, una bella Swiss Epic in coppia con Cominelli e poi tutto è stato puntato sulla Legend che è stato campionato italiano una settimana fa e il campionato del mondo che è qua tra 8 giorni, sarà in Turchia e sono qua per rifinire appunto la preparazione per la Turchia anche perché la Legend è andata bene, più di così non potevo fare, però la maglia non ce l'ho fatta a prenderla anche quest'anno, ho dovuto alzare la bandiera bianca nelle ultime centinaia di metri con un fortissimo porro. E niente, adesso comunque la condizione è ottima, domani quindi rifinisco la preparazione con un'ottima gara, quindi la Conquistadores, oggi ho provato il percorso bello viscidino, mi piace un sacco. Grazie Mattia. Mattia Longa, tu eri qui anche a febbraio, giusto? Quando è stata fatta l'apertura della stagione abbiamo fatto un bello shooting fotografico, purtroppo è rimasto fine a se stesso, ma credo che tu un'idea di questo percorso e di questa località te la sia fatta. Che ne pensi? Ma sicuramente è un posto molto molto valido per andare in bicicletta, ci sono veramente sentieri bellissimi e sicuramente l'organizzazione si è data un grande affare per farlo rendere al meglio e essere all'altezza delle più grandi manifestazioni in Italia. Tanto per fare una domanda abbastanza scontata, ma fino a un certo punto, il nome Elba per un biker cosa significa oggi? Ma secondo me sta sempre prendendo più piede come località proprio anche dove allenarsi, dove fare dei trail e allenarsi bene anche e soprattutto perché il clima è favorevole e non ha niente da invidiare a località estere più importanti come le isole Baltiche o le Canarie. Tanto per dirne una, è la tua osservazione molto importante, eravate qui in febbraio, avete trovato un clima ideale per allenarvi. Io l'isola d'Elba la conosce molto bene. Adesso è bello vedere due organizzazioni diverse che lavorano su due percorsi diversi per tutte con lo stesso obiettivo. Come la vedi questa cosa? Sì, la conosco molto bene, in realtà io invece non credo di conoscerla così a fondo perché ogni volta che vengo qua, 12-13 volte che vengo qua, ci sono cose nuove, sentieri nuovi e poi toccare sempre qualcosa di nuovo ed è per questo che mi piace tornare all'Elba perché poi non è un'isola così piccola ma dietro l'angolo ci sono sempre cose nuove da scoprire. E sì, anche quest'angolo qua di Porto Azzurro è bellissimo, non solo quindi Capoliveri ma anche Porto Azzurro, ci sono dei sentieri bellissimi, anche stamattina ho detto ma questo sentiero qua da che parte è saltato fuori e sono bravissimi anche loro, ci mettono cuore e anima, è bellissima questa cosa qua per farci divertire noi. Non è facile quest'anno organizzare le gare, hanno tenuto botta sia quelli di Capoliveri sia quelli di Porto Azzurro, quindi grande merito a loro e noi dobbiamo solo ringraziarli.
Ecco, adesso abbiamo messo in panchina, due in panchina e uno in piedi a intervistarli, 3 vecchietti classe 1958, classe di ferro, il padrone di casa Antonio Arrighi e l'ospite gradito, perché da queste parti insomma lo conosciamo da tempo, Mario Noris. La prima domanda è per Mario, ovviamente. Quanto tempo fa la prima tua volta all'Elba? Credo già nel 94. Sì, nel 93-94, adesso non me ne ricordo più, so che è anche l'anno poi che ho conosciuto anche Antonio, quindi diciamo posso dire che è una vecchia storia, però è una bella storia che prosegue, sono qua ancora perché l'isola d'Elba merita di venirci, quando puoi bisogna venire. Quest'anno abbiamo questa piccola frustrazione che ci renderà riconoscibili in futuro, quando vedranno queste interviste tutti mascherati. Caspita, quello era il 2020, sicuramente sarà questa la sensazione. Però anche per Antonio Arrighi, appassionato quanto e più di noi di questo sport, della mountain bike, essere qui alla vigilia di una bella edizione della Conquistadores Cup, diciamo bella nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà, è una bella soddisfazione. Cosa diciamo a chi ha organizzato, Antonio? Hanno fatto uno sforzo immenso, incredibile, partendo da Sergio e tutti gli altri, per come hanno curato tutti i sentieri, ci sono passati più volte, hanno tenuto veramente tutto molto bene e con tante difficoltà, poi questo momento che stiamo vivendo con il Covid. Comunque sono contento perché poi tra l'altro mi passano da casa, io ho imparato qui ad andare. Si ferma nessuno in cantina? Quando facciamo quelle gare più semplici sì, anzi consumano più vino che acqua, ma questo è un po' più professionale. Ecco, abbiamo alle nostre spalle quello che tu giustamente chiami l'anfiteatro, è uno dei luoghi più suggestivi di Porto Azzurro e della stessa Isola d'Elba, che sta riscoprendo la sua vocazione vitivinicola. Esiste un turismo, un wine biking, wine trekking? Wine trekking sì, lo pratichiamo anche. Le passeggiate in vigna raccolgono un po' tutti quei turisti, considera che d'estate ci sono oltre 2.500.000 presenze. Una parte sono anche appassionati di vino, quindi non solo mare, sole, ma anche interno dell'isola che rappresenta tantissime cose e molti non se ne rendono conto finché non ci vanno, che l'Elba, l'entroterra dell'Elba offre tante opportunità. Noi vecchietti del 58 andiamo a assaggiare un po' di vino di Antonio. Sì, siamo qui al tratto di cronoscalata del Monserrato, siamo a pochi chilometri dal termine del primo e del secondo giro. Ricordo, percorso Gran Fondo sono 2 giri, mentre percorso Classic 1 giro. Il primo a presentarsi durante il primo giro è stato Daniele Mensi con i colori della Sudal, mentre per quanto riguarda la prima donna a transitare qui al tratto di cronoscalata è stata Annabella Stropparo, ieri intervistata dagli amici di MTB Channel con i colori della Tech Series. Tanti atleti quest'oggi qui alla Conquistadores Cup, una giornata che è partita un po' così, un po' umida, però piano piano sta facendo ingresso timidamente il sole. E ricordiamo che il premio per il più veloce e la più veloce sarà un orologio Lockman, grazie appunto a Lockman, che è sponsor della Conquistadores Cup 2020, da sempre un prodotto nell'Elba che si potranno portare a casa i migliori di questa cronoscalata del Monserrato.
Siamo in compagnia con il terzo classificato Tony Longo. Allora Tony, dacci un po' un racconto della tua gara e soprattutto se sei contento di questo risultato. Beh, certamente, meglio di così non poteva andare. Daniele ha vinto, io ho conquistato il terzo gradino del podio, quindi un'ottima prestazione di squadra, ci tenevamo a vincere, l'importante era quello. Una gara particolarmente insidiosa, il tempo non ci ha aiutato, bisognava prestare attenzione soprattutto nelle discese che erano scivolose, le salite invece erano tutte fattibili, comunque un bellissimo percorso. Un suggerimento agli organizzatori, visto insomma la tua esperienza, cosa ti sentiresti di dire agli amici della Longone Bike? Ma per quanto riguarda il percorso secondo me va bene così, è davvero bello, è duro al punto giusto, ci sono 3 salite lunghe, discese tecniche da guidare, scorci paesaggistici bellissimi, perché vabbè, in gara non riusciamo ad ammirarli, però ci sono davvero dei posti bellissimi. Quindi direi che come percorso ci siamo, anche l'organizzazione è andata per il verso giusto, tutto bene, nonostante questo periodo difficile, quindi complimenti agli organizzatori. Johnny, faccio un'intervista nella lingua di Porto Azzurro. Allora, a parte le battute, una seconda posizione che ti vede come? Soddisfattissimo, ultimamente non abbiamo centrato i risultati che ci aspettavamo, come squadra sto parlando, ci siamo comunque preparati bene e niente, oggi è stata una bellissima gara, parlo per me ovviamente, al di là del risultato sono le gare che a me piacciono molto, dove c'è da faticare in salita e dove comunque ci si diverte anche in discesa. Faccio un complimento agli organizzatori perché il tempo non lo può comandare nessuno, il percorso è tenuto benissimo e avanti così insomma. Ok, grazie, ringraziamo Johnny Cattaneo. Andiamo al primo classificato, Daniele Mensi, sei transitato al primo giro della scalata del Monserrato con 15 secondi di vantaggio, il gap è aumentato, ti sei presentato al secondo giro con 1 minuto e 15, hai veramente fatto il vuoto. Dove pensi di aver fatto la tua differenza e aver preso così davvero tanto distacco a chi ti seguiva? Ma sicuramente lì all'imbocco della salita cronometrata sono passato con un vantaggio penso di 10 secondi e da lì poi ho incrementato. Quando poi sono passato al primo giro che mi hanno detto che avevo circa 1 minuto e 10 di vantaggio, da lì in poi ho gestito e sono arrivato comunque con un buon margine, non so di quanto ma più o meno sarà così. Si torna a casa con una vittoria, ma cosa ti senti di dire agli organizzatori per questa Conquistadores Cup? Ti sembra una gara già matura? Sì, il percorso è bellissimo, è duro e le discese sono da guidare. Oggi è stato messo anche a dura prova dalle condizioni climatiche, però il terreno ha tenuto benissimo perché comunque per la pioggia che è caduta nei giorni scorsi e stanotte il percorso un po' infangato, però ha tenuto bene. Allora una dedica di questa tua vittoria a chi? Ma le persone che mi seguono e che credono in me e quindi il grazie va a loro. E un grazie a te per aver onorato questa Conquistadores Cup, grazie. Allora, con il volto segnato ancora dal fango, vengono fuori dagli occhi, da dietro le mascherine, i sorrisi per la soddisfazione di una grande gara femminile della quale credo che siano soddisfatte tutte e 3 le protagoniste del podio. Cominciamo ovviamente con Annabella. Non era semplice oggi, non è stato semplice per il percorso, per le tue avversarie. Come ti sei sentita? Ma diciamo che comunque il percorso, anche se era bagnato, ha tenuto bene, quindi sì, è stato difficile ma non impossibile. Le mie avversarie erano agguerrite, soprattutto Sandra, che in discesa aveva molta più manetta di me, però ho cercato... Ce ne vuole per averne più di te, eh? No, adesso è facile averne più di me. Però vabbè dai, mi è rientrata, ho cercato di tenerla alla buona e ho giocato un po' di astuzia sull'ultimo strappo e sono riuscita a vincere. Complimenti perché è veramente una ragazza forte e le auguro veramente di crescere tanto ancora. Onore delle armi anche a questi 2 splendidi sorrisi. Il primo è quello di Sandra Mayrofer, hai sorriso moltissimo anche sabato scorso quando sei salita sul podio dei campionati italiani, un po' a sorpresa ma fino a un certo punto. Com'è andata oggi? Oggi è andata molto bene, mi sono divertita in discesa molto, il percorso è super bello, divertente, c'ha di tutto, tecnica, salita, in tecnica, in discesa e salita e quindi il percorso vale tantissimo. Oggi la gara dove si è decisa secondo te? È andata come ha detto Annabella sullo strappo finale? Sì. Io li sono rientrato in una discesa, poi al strappo finale
ha dato una menata e è andata via. Poi alle scale sono riuscita a rientrarla, però era già troppo poco. Per chi era l'onore delle armi è doppio, perché l'anno scorso ha alzato le mani la vincitrice su questo traguardo. Quest'anno è andata diversamente, ma credo dal tuo punto di vista ancora bene. Cosa ne pensi? Sì, come ho detto prima, un po' di amaro in bocca c'è, perché il percorso comunque mi piace, però ammetto la mia pecca sul bagnato, io ho paura a guidare in discesa. Ci ho provato, ce l'ho messa tutta e ci riproveremo. Un grazie davvero di cuore agli organizzatori perché mi hanno permesso di stare qui e sono veramente fantastici. Grazie a te, in bocca al lupo, ti aspettiamo l'anno prossimo. Allora, corsa ancora in corso di svolgimento, ma è già tempo di resoconti con Sergio Concu, presidente della Longone Bike, e con Marco Galletti, rappresentante dell'amministrazione comunale. Si può dire, un'altra gara vinta. Un'altra gara vinta, questa è doppia perché con tutte le difficoltà, le limitazioni, le incertezze di questa storia del virus, insomma, allestire una gara del genere, una manifestazione del genere anche in brevissimo tempo è veramente un miracolo, un miracolo. Poi è uscito anche il sole oggi, perciò un miracolo, tutto ok. La risposta è stata eccezionale anche dal punto di vista dei risultati agonistici, perché ci sono state 2 gare stupende, la gara maschile, la gara femminile, ci saranno dei bei riscontri anche dal campionato Elbano. Qual è il messaggio che Porto Azzurro, la Conquistadores Cup lanciano al mondo della mountain bike dall'Isola d'Elba, che è il luogo forse in questo momento più vocato in Italia per la pratica di questo sport? Il messaggio che manda questa gara è che l'Elba in generale per il mondo della mountain bike c'è e Porto Azzurro c'è ancora di più. È una delle 2 località che ospita una manifestazione importante e se mai ce ne fosse stato bisogno oggi abbiamo ribadito che Porto Azzurro è pronta ad ospitare manifestazioni anche di livello come oggi per esempio. Avete dei ringraziamenti da fare? Sì, veramente tutti i volontari, la Misericordia, la Polizia Municipale, ora poi rischio di dimenticare qualcuno, perciò dico tutti, perché senza di loro veramente in così poco tempo fare una cosa del genere è inimmaginabile. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore. Con Marco Galletti diamo un appuntamento, l'abbiamo dato anche in anteprima sulla linea di partenza, adesso a bocce ferme, quando tutto è finito nel migliore dei modi, possiamo ripeterlo. Appuntamento al 6 giugno 2021 per una nuova Conquistadores Cup. Vi aspettiamo qui all'Isola d'Elba, questa volta con il costume. Sì, ci vorrà il costume da bagno e preparatevi a festeggiare perché sarà anche il compleanno di Marco Galletti. In bocca al lupo. Crepi, assolutamente. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione.
Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.